Stasera possibilità di riscossa e di titolo regionale per gli arancio di Termosoc. Fischia il signor Taglieri, arbitro di questa sfida, gruppo arbitri MSP, ricordiamo. Parte allora questa sfida valida per il titolo regionale, la seconda edizione regionale della Crese Cup. L'anno scorso la conquistarono i campioni in carica di Olica Vanganelle, che si chiamavano Barba Papà. Quest'anno eliminati in semifinale invece proprio da Termosoc, che parte subito con Davide Cergol. Tocco all'indietro verso Politti. A destra per Cristian Fantina. Uno degli uomini più attesi va a puntare Axia, serie di finte. Ancora Fantina si scontra con Marco Marjanovic, poi Steiner. Soluzione abbastanza singolare. E allora andiamo in velocità a vedere le rose di queste due formazioni. Costalunga con Gianluca Zetto che sta per rimettere in campo il pallone e batte subito verso Steiner anticipato. Ci sono poi Steiner, Bertocchi che adesso prova il tiro che finisce alto di pochissimo. C'è Marco Marjanovic sulla sinistra, c'è Mario Solaia che si prende cura di Simone Mervic in questo primo tempo. E riesce a chiudere quindi la strada a questa interessante iniziativa. Steiner che già in rovesciata ha regalato un paio di perle in questa stagione estiva. Mervic prova ad andarsene a Maresca di potenza. Resiste il numero 3, arriva Besic a tutta velocità, fermato. Ancora Mervic, si lotta dentro l'area, Marjanovic. Recupera ancora Sandy Besic. Gianluca Zetto si salva sul primo palo. Primo intervento di una certa entità del portiere del Costalunga. Ora Axia accelera su Politti che però resiste. Fantina subito aggredito. Marco Marjanovic arpiona il pallone e se ne va. Poi Axia su Politti, scarico per Marco Marjanovic. Mentre entra Boccuccia al posto di Davide Cergol che abbandona proprio il terreno di gioco sul campo 1. E adesso Axia controlla Bertocchi. Con l'appoggio di Matteo Bertocchi all'indietro per Zetto, Maresca, Mario Solaia. Axia, l'1-2 con Solaia, verticale per Steiner, Mantese alle sue spalle, la difende in mezzo a 3 Steiner, apre per Matteo Bertocchi col destro. Dritto per dritto di prima intenzione, gli sfugge sull'esterno questo bolide. E adesso attenzione a Boccuccia che va orizzontalmente, Besic anticipato dalla lettura di Marjanovic. Steiner subito ancora. Anche lui però per il momento sta prendendo semplicemente la mira. Con i rappresentanti del poliambulatorio Fisiosan sulla panchina di Termosoc a prendersi cura di Geroni, che è lì ma credo solo purtroppo per far numero per i suoi, non per entrare in campo. Tanto Fantina controlla su Bertocchi che non lo molla. Mervic arriva sulla palla vagante, ci prova col destro, subito ribattuto da Maresca, poi ancora Mervic, tiene botta Steiner, stoppa e riparte, resiste a un recupero del numero 6, ancora Steiner, destro, non la tiene Bettoso, Mantese primo di tutti, poi Mervic si era fermato, malinteso tra i due. Recupera allora Matteo Bertocchi, Marco Marjanovic, spazio, destro provato, deviazione, calcio d'angolo. Ancora Steiner, dentro morbido per Marjanovic, se la porta via con la suola, ancora Mario Solaia. Matteo Bertocchi allarga il gioco, Steiner si impegna per tenerla. Ingaggia il duello con Boccuccia, riesce a passare Steiner, linea di fondo, palla all'indietro, Marjanovic. Mantese si oppone. Poi pallone a campanile carico di effetto, Fantina prima manca lo stop difficilissimo, poi recupera su Solaia, prova a seminarlo, se ne va. Adesso rimessa laterale per gli arancio con Sandy Besic, viene incontro Boccuccia. Può ricevere, tocco di ritorno, punta Axia, Besic. Sterzata per andare sul fondo col destro, tiro cross, Zetto respinge. Poi Mario Solaia se la porta via in palleggio, concedendo qualcosa anche al bello stile, rischia di combinare un pasticcio, alla fine invece guadagna anche la rimessa. Marco Marjanovic, va a terra Besic, Marjanovic per Axia, un po' di spazio per lui, adesso si chiude tutto. Besic tocca per ultimo, calcio d'angolo Costalunga. Comodo allora Zetto,
Solaia, centra in pieno Taglieri, chiaramente involontario. Adesso occhio a Fantina che punta Maresca, doppio passo, palla sul sinistro, c'è lo spazio e anche quando non c'è Fantina lo trova lo stesso, figuriamoci adesso. 14° minuto, si sblocca questa finale regionale e il gol, la firma illustre di Cristian Fantina col mancino stavolta, anche se per lui destro-sinistro non fa grossa differenza. Incolpevole Zetto, troppo spazio concesso al numero 8 Arancio per andare a trovare lo spazio giusto per far passare questo pallone. E allora vedremo adesso la risposta del Costalunga. Prova subito con Steiner, scarico su Mario Solaia con la punta del piede, Bettoso la tiene lì, poi Mantese. Mentre adesso c'è un po' di spazio per Mario Solaia che da lì può caricare, cerca il destro e trova anche lui un angolo quasi impossibile. Si scansa all'ultimo Steiner, Mantese non può intercettare, Bettoso non ci arriva e pareggio immediato del Costalunga. 15°, dura 60 secondi appena, la gioia di Termosoc. Il pareggio di Mario Solaia, giocatore che se ha un minimo di spazio per calciare ha una botta mica da scherzo. E adesso Sandy Besic accelera subito su Marjanovic. 16:30 sul cronometro, 1-1, grande equilibrio. Boccuccia rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde sul pressing di Steiner, sempre generosissimo. Poi Marco Marjanovic, Solaia la mette giù con le terga, Steiner ancora per Mario Solaia, dall'altra parte c'è Axia, controllo sinistro e vantaggio Costalunga. 17°, costruita con la caparbietà di Steiner, con la lucidità di Solaia e con la precisione di Axia. Sorpasso completato quindi in 1 minuto. Segna Nesim Axia. E per la prima volta in questa finale regionale arriva il vantaggio dei gialloneri. Adesso occhio alla risposta però di Termosoc, c'è ancora una vita da giocare. 17:30 sul cronometro del primo tempo, 7,5 più recupero più tutta la ripresa e potrebbe non bastare. Adesso Boccuccia però cerca guai ancora e li trova perdendo palla sul pressing di Axia. Steiner col destro, Bettoso, leggera deviazione anche di Mantese, grande risposta qui del portiere, giustificato 5 tra i due. Grande risposta del portiere che era assente nella precedente gara, sostituito comunque alla grandissima da Manuel Bacci. Adesso Steiner trova Matteo Bertocchi, ancora Steiner, la chiama Axia di là, il pallone è per lui, attenzione Axia si coordina, forse il velo leggerissimo di Besic impedisce l'impatto perfetto al numero 10. Adesso ancora Steiner che ha spazio, rimessa però da ripetere secondo Taglieri. Attenzione a Boccuccia e Mervic che confabulano in area di rigore, batte in velocità Fantina, centra in pieno Mario Solaia. E ora Sandy Besic gira da Gigi Mantese, pallone morbido verso Fantina, Maresca su di lui, lo lascia girare Maresca, Fantina, Zetto battezza l'angolo giusto in questo diagonale e si salva con una grande parata qui. Al 20°, vicinissima al pareggio Termosoc, Zetto però dice di no. Allora Matteo Bertocchi allunga da Steiner, palla che sfugge però sul mancino. Si fa vedere Politti, Fantina, serie di doppi passi, adesso lo scarico sulla destra, tocco di ritorno che non passa, intercetta Axia che riparte, 3 contro 3. Arriva Marco Marjanovic sulla sinistra, appoggio per Solaia che ha un po' di spazio, può provare il destro, è una finta. Pallone per Axia, ancora all'indietro, Marjanovic, il tiro che finisce fuori. Tutto con grandissima pazienza per Costalunga. Non trovano però la soluzione più facile per andare alla battuta e cercare quindi il 4-2. Adesso Mervic con l'esterno, colpisce però di stinco in pratica
mentre lo spettacolo dei fulmini all'orizzonte è veramente notevole. Poi Boccuccia lascia scorrere, Marco Marjanovic lo stoppa sul nascere. Boccuccia poi entra con uno sgambetto. Già battuta la punizione da Solaia. Steiner, Axia. Arriva Besic, Solaia, ancora lui, supera Besic, cerca il destro. Pallone fuori di pochissimo. Soluzione elegante a giro, saggia, scaltra di Mario Solaia. Non c'era abbastanza giro. Incespica sul pallone, allora Marco Marjanovic recupera. Prova a ripartire a 100 all'ora, corridoio dentro, Steiner davanti a Bettoso, Steiner! Bettoso vince il duello, grande parata. Ha scelto forse il lato sbagliato Steiner. Bettoso fa una gran cosa. Poi errore nel corner, allora riparte Termosoc, Bertocchi però stoppa sul nascere quest'idea di Mervic per Fantina. Adesso ancora Besic che recupera su Axia. Cambia passo su Solaia, sinistro che diventava quasi un assist. Ma Maresca anticipa Mervic. Poi morbido da Steiner che lascia scorrere. Si gira su Mantese, tocco sul secondo palo. Axia stava per regalarci il gol dell'estate, purtroppo però per lui e per i suoi compagni va a ciccare la rovesciata. E adesso Boccuccia va a vuoto sull'anticipo Marjanovic, cambio di campo verso Besic, imprendibile. Ultime battute di questo primo tempo, sempre 2-1 per la squadra in possesso palla. Solaia e Axia a pareggiare e superare l'iniziale vantaggio di Fantina. Adesso Steiner, ancora Bettoso. Si esalta il portiere di Termosoc in questo finale di frazione. Ora bravo Fantina che capisce tutto, intercetta ma solo per un attimo. Politti raccoglie il rinvio lungo di Maresca. Mentre si spengono le luci sul campo 2, l'importante è che restino accese sul campo 1, dove si gioca ancora e come. E ora grande idea di Steiner, secondo palo per Nesim Axia. Il cioccolatino di Andrea Steiner è una palla quasi solo da spingere, doppietta per Nesim Axia e 3-1 Costalunga a un passo dall'intervallo. Vediamo quanto ci sarà ancora da giocare in questo primo tempo. Sandy Besic vuole riportare i suoi in carreggiata a un solo gol di distanza dagli avversari già prima dell'intervallo. Boccuccia, il controllo in verticale, non trova Mervic, poi Marjanovic vede Bettoso fuori dai pali, cerca un'idea più che ambiziosa. Taglieri dice che per il primo tempo di questa finalissima regionale può bastare così. Era partita meglio Termosoc SRL col gol di Fantina al 14esimo, ma già al 17esimo aveva completato il sorpasso Costalunga con Solaia e Nesim Axia. E proprio quest'ultimo al 25esimo e 30 secondi fissa il parziale sul 3-1 per i gialloneri. Secondo tempo comunque ancora tutto da vivere, ancora tutto da decidere questa sfida, questa rivincita della finale Crese Cup Trieste di mercoledì. Stasera però c'è in palio il titolo regionale. E allora squadra a centrocampo per il secondo tempo, rientriamo in cronaca avvisando tutti quanti, insomma, qui sul campo 1 ed anche a casa che non c'è solo lo streaming, ma da questa partita anche la diretta su FVG Sport Channel è partita ufficialmente con l'atto più importante di questa grande serata finale Crese Cup a Trieste, in via Petracco, a Borgo San Sergio. Ultime indicazioni di Taglieri, cenno d'intesa con i portieri Bettoso e Zetto, si riparte. Secondo tempo di questa finalissima regionale Crese Cup. All'intervallo importante break per il Costalunga in maglia giallonera che ha chiuso 3-1 dopo l'iniziale vantaggio di Termosoc. Adesso subito traversa di Mervic. A un passo dal 3-2 gli arancio al gol che avrebbe riaperto tutto. C'è stata anche la deviazione di Matteo Bertocchi, se non ho visto male. E quindi si salva con un pizzico di fortuna qui Costalunga che perde banalmente palla con Solaia. Allora Besic, Mervic ancora dentro per Sandy Besic, se la sposta sul mancino, tiro ribattuto da Lorenzo Steiner, poi per poco non inganna Zetto con retropassaggio. Ancora possibilità che però viene chiusa dal Costalunga.
Ricordiamo al termine di questa sfida la cerimonia delle premiazioni nello spazio coperto dietro la tribuna, mentre qui la sponda provata. Molto molto pericoloso Aleksandar Marjanovic, che riparte per Aleksandar Marjanovic, che ha spazio sulla sinistra, il controllo è imperfetto, cerca dentro il tiro, travolge tutti i cartelloni pubblicitari che trova davanti a sé. L'importante è che non si sia fatto male, non sembrerebbe. Adesso Lorenzo Steiner in appoggio Matteo Bertocchi, limite dell'area, cerca lo spazio per il sinistro e trova il primo palo. Grande giocata di Matteo Bertocchi, in rete anche nella precedente gara in maniera molto simile, anticipando però col destro il tiro e trovando quell'angolino. Si ripete dopo 2 minuti della ripresa. Partiva meglio Termosoc, ma a segnare è Costalunga, adesso 4-1. È passivo che inizia a diventare difficilotto da recuperare per gli arancio, anche se c'è da giocare moltissimo, tutto un tempo in pratica. (1-4) per il Costa, che va a caccia addirittura del poker di successi in questa stagione. Dopo la vittoria nel campionato di promozione ai playoff, dopo il successo in un altro torneo estivo e il triplete centrato mercoledì con la vittoria in Crese Cup, adesso Costalunga va avanti con Lorenzo Steiner, Bettoso tiene a galla i suoi. Ancora Lorenzo Steiner, secondo palo, chiusura di Sandy Besic, importantissima. E dicevamo gialloneri a caccia del poker, del quadriplete, chiamatelo come volete. E allora rimessa dal fondo per Gianluca Zetto, tutti marcati per i suoi compagni, allora va lungo da Marjanovic. Qualche problema nel controllo di petto, Boccuccia la tiene, regola del vantaggio per Taglieri, poi il passaggio è sbagliato. Allora recupera Mario Solaia, Matteo Bertocchi. Ancora Solaia, ha un po' di spazio per caricare il destro, il tiro che parte, deviazione di Mantese e gol del 5-1 per il Costalunga. 5,5 sul cronometro e inizia a diventare un'ipoteca sul successo finale. Tiro di Solaia che sembrava meno irresistibile di altre volte, è arrivata però la beffarda deviazione di Mantese a mettere la palla nell'angolo, imprendibile per Bettoso. Tiro comunque effettuato senza alcun dubbio da Mario Solaia, per cui diamolo a lui questo gol. Doppietta, ci prova Boccuccia da fuori, sembra aver perso un po' di tensione anche nervosa però Termosoc. E adesso il Costalunga vuole provare ad allungare ancora. Marjanovic, Bettoso, grande risposta sulla torsione di Aleksandar Marjanovic, molto ben eseguita. Adesso Solaia di tacco per Steiner, spazio per il secondo palo, tiro che gira sì ma non a sufficienza. E riparte Aleksandar Marjanovic. Steiner, duro Besic sul contrasto, ancora Marjanovic però cerca il diagonale, trova Mantese. Boccuccia per Mervic, subito addosso Lorenzo Steiner, Fantina sulla palla vagante, se ne va in mezzo a due con un grande spunto, il tunnel, Boccuccia, Zetto la tiene lì. Grandissima azione di Cristian Fantina. Boccuccia calcia sporco però col mancino, allora Zetto si salva. 7° minuto, Steiner può provarci da lì, cerca il tiro, non c'è stata deviazione, questa è la mimica di Taglieri. Fantina però non vuole finirla qui, vuole riavvicinarsi, tocca per Besic. Il controllo di Sandy, la palla per Cristian Fantina, ancora doppio passo, vuole il destro, cerca il primo palo, la palla si alza. Anche abbastanza sfortunato qui. Polveri bagnate per gli arancio fluo di Termosoc in questa serata. E ora Solaia. Chiude lo scambio con ancora con Mantese e Mervic. Parte Politti a 100 all'ora. Punta l'area avversaria. Serve Besic. La finta a superare Solaia. Sandy Besic. E allora vediamo se c'è ancora un po' di storia da scrivere in questa finalissima. 10:20 sul cronometro, arriva il 2-5 realizzato da Sandy Besic.
E allora per il momento Thermosoc apre e chiude il tabellino, mentre rientra Axia al posto di Lorenzo Steiner per quanto riguarda Costalunga. Tanto ho sentito una goccia, speriamo che sia solo una piccola avvisaglia. Sarebbe un po' un paradosso adesso che lampi, tuoni e fulmini sono finiti e arrivasse l'acqua. Comunque cambio di campo per Axia, tocco dentro Steiner, prova ad arrivarci in tuffo. Mantese su tutte le furie, credo coi compagni della difesa che non lo aiutano. È compito difficilissimo per il difensore in maglia numero 5, Steiner a terra. Va a sincerarsi Taglieri delle condizioni dell'attaccante, vero killer d'area di rigore. Poi subisce un nuovo sgambetto, quindi avanza di un paio di metri. Punizione già battuta per Sandy Besic, controllo sinistro. Centra in pieno Axia, c'è Mantese che non vuole rischiare sul pressing di Steiner, che comunque disturba efficacemente. Poi Solaia ribalta con grande precisione per Axia, anzi Aleksandar Marjanovic. Axia resta in appoggio ma non viene servito. Politti poi aveva recuperato. Batte in velocità la punizione, scambia corto con Mervic, ancora Politti. Arriva Marjanovic su di lui, Politti sterza, frena, tiene palla, non c'è fallo. Marco Marjanovic destro, palla fuori. Ritmi veramente indiavolati a tratti in questa finalissima regionale Crese Cup. C'è Boccuccia che detta il passaggio, Mervic si fa trovare, viene messo a terra. Fallo sul raddoppio tra Aleksandar Marjanovic e Nesim Axia. Cambio di gioco verso Sandy Besic. Duello senza esclusione di colpi con Aleksandar Marjanovic. Punizione Thermosoc già battuta. Pallonetto verso Fantina. Resta in appoggio Politti, fermato però molto bene da Marco Marjanovic. Steiner 3 contro 1. Steiner la palla per Aleksandar Marjanovic. Tocco di ritorno Andrea Steiner da 2 passi. Tiro fuori clamoroso. La prende con una risata Marione Solaia, 19esimo. La pioggia inizia a scendere un pizzico più forte. Fuggi fuggi dalla tribuna del campo 1. Qualcuno vuole resistere, qualcuno ha l'ombrello. Taglieri ferma per un attimo il gioco. Mentre qua si continua a giocare, proviamo a vedere se riusciamo a recuperarlo. Mattia è concentrato con le coppe, niente, non ci mostra qua la possibilità di avere un ombrello per coprire la telecamera, mentre Besic con un sinistro spettacolare centra l'incrocio e per poco non fa 5-3. Andiamo avanti in piedi mentre Fantina quasi supera Zetto, finisce a terra. Contatto che c'è, Taglieri però lascia correre. C'è un ombrello per caso per coprire la telecamera? Adesso vediamo se riusciamo a ripristinare la copertura. Adesso il contropiede dall'altra parte. Se da una parte ci sono i pali a evitare i gol a Thermosoc, dall'altra parte Costalunga invece realizza con impressionante cinismo. Gol di Mario Solaia, ancora lui. Mentre adesso è arrivato un ombrello almeno per difendere e proteggere la telecamera del nostro Davide Pettarin. Volendo abbiamo anche il cavo per passare direttamente in camera il microfono, però insomma al momento direi possiamo anche rischiarla così. Un po' di pioggia c'è, ma... ...25 minuti ormai, scaduto il 50° regolamentare. Vediamo Taglieri se quanto recupero vorrà dare. Ormai Costalunga a un passo dal nuovo successo in questo torneo estivo. Marjanovic finta il bolide da metà campo, apre per Mario Solaia che può puntare la porta, gli lasciano libertà. Errore non da Mario Solaia questo, aveva tutto il tempo del mondo per andare a calciare. Guarda il cronometro Taglieri che tiene ancora il fischietto in bocca, si lancia in profondità Mervic, pallonettino su Zetto e arriva il gol, molto bello, molto elegante. Peccato che serva poco nell'economia del punteggio finale. Bel gesto comunque anche di Mervic con Zetto, il 5, il sorriso tra i due. Torneo ambitissimo, per carità, chiacchieratissimo, frequentatissimo, dall'ottimo livello, ma poi chiaramente c'è sempre lo spazio per il fair play.
diverse situazioni anche durante quest'estate che hanno visto ottimi quadretti di sportività. Finisce col 5 collettivo tra le due contendenti di questa finalissima regionale Crese Cup, giunta alla seconda edizione, 13ª totale per quanto riguarda la Crese Cup Trieste, ma era la seconda volta che si affrontavano due squadre per giocarsi il titolo regionale. Ebbene, Costalunga bissa il successo ottenuto mercoledì nella Crese Cup cittadina, liquidando con un altro punteggio largo Termosoc SRL. Finisce 6-2, partenza migliore per Costalunga con gol di Fantina. Poi Solaia e Axia fanno 2-1 per il Costalunga, 3-1 di Axia proprio allo scadere del primo tempo. Nella ripresa Bertocchi e Mario Solaia fanno 4-1 e 5-1, Sandy Bessic fa 5-2, ancora Mario Solaia nel finale con una doppietta, fa prima 6-2 e poi 7-2. Finale definitivo di questa partita della Crese Cup regionale, col Costalunga adesso che andrà a ricevere la foto di rito del nostro Matteo Nedoc, tutti dentro la porta che ha visto protagonisti gli attaccanti del Costalunga nel secondo tempo, tutti dentro la porta a festeggiare quella che è la fine di una stagione incredibile per il Costalunga. In 2 mesi la vittoria nel campionato 11 in promozione, con la promozione appunto nella categoria in promozione, poi abbiamo avuto la vittoria nel trofeo Il Giulia, la vittoria nella Crese Cup e stasera nella Crese Cup regionale. Davvero un'estate, un'annata calcistica da incorniciare per i gialloneri del Costalunga. Ringraziamo Davide Pettarin per le riprese. Tra pochissimi minuti si aprirà la cerimonia delle premiazioni qui alle spalle della tribuna del campo 1, perché purtroppo il clima non ci consente di farle all'aperto sul campo sintetico che vedete di fronte a voi in telecamera.